È un problema che è insorto recentemente. Riuscirà a trovare il bando alla metà sindaco per questo problema, che poi è un problema anche importante per quanto riguarda la sicurezza della città? Io penso di sì, non c'è nessuna interruzione del dialogo, preciso subito. La mia logica è molto semplice. Il contratto di lavoro della polizia locale è 6 giorni su 7, il contratto di lavoro. Tutti i capoluoghi di provincia lavorano 6 giorni su 7, tutti i capoluoghi di provincia del Veneto. Io apprezzo, ho un buonissimo rapporto con la polizia locale, i cosiddetti vigili, però non posso perdere 50 persone a sabato, 15-16 durante la settimana. È un problema solo di... Io capisco che può essere più disagevole di prima, ma ricordo che 2 anni e mezzo fa, quando l'amministrazione precedente ha cambiato la formula, anche per cui li ha portati da 6 giorni a 5 lavorativi, non andava bene. Adesso li ho cambiati anch'io, ma non per la logica di creare problemi, proprio nei confronti della città, perché la città merita un servizio particolare. Il sabato è un giorno importante, c'è sempre più gente, sempre più iniziative, turisti, di conseguenza ci si adatta a fare per la città. Io non ce l'ho con loro assolutamente, anzi un rapporto molto buono, però chi devo rendere conto? È la città di base, per cui non vedo sì, assolutamente... però se questo sindacato, questi della polizia dicono no, non va bene, un punto d'accordo... Mi spiace. E quindi cosa succederà? Che dal 1° marzo lavorano il sabato, chiaro? Io sono disponibile a continuare i colloqui su altre forme, ma non sull'orario loro. Il lavoro è quello. E quindi devono iniziare dal primo di marzo, quindi... Certamente. Dopo c'è tutta la flessibilità possibile. Uno ha stabilito magari ha problemi col bambino da portare all'asilo. Queste cose si trovano, si sistemano, ma io non ho nemmeno capito questa reazione che hanno avuto. Devo dire che abbiamo parlato forse... Io sono sempre per il dialogo, abbiamo discusso più di 1 anno su queste cose. Discutere non vuol dire accettare quello che propone una in generale. Abbiamo trovato tutte le formule, ho detto Milano funziona in una certa maniera, stiamo a vedere Milano era incompatibile con la nostra organizzazione, per cui abbiamo fatto tutti gli incontri possibili. Adesso abbiamo trovato una soluzione che è quella di lavorare 6 giorni su 7. Non piace, io spero che il buon senso poi arrivi anche a loro, ci saranno altri modi di sistemare le cose, di trovare accordi, però l'orario di lavoro deve essere... Però quello iniziale quello. Senta, com'è l'organico della polizia locale qui a Padova? È sufficiente, insufficiente? È sempre insufficiente, E non c'è la possibilità... Noi stavamo assumendo delle persone, abbiamo fatto anche i concorsi, devo dire, sono quasi terminati, il governo ci ha bloccato le assunzioni. Speriamo che lo sblocchi rapidamente, anche perché il nostro è una situazione di comune virtuosa, per cui non abbiamo nessun problema in questo senso, cioè abbiamo i fondi, dobbiamo assumere circa 30 persone come polizia locale, ufficiali, siamo in linea, aspettiamo i chiarimenti per quanto riguarda il governo, ma siamo in linea anche con le loro richieste, siamo d'accordo, mancano persone. E quindi quando potrete avere questa risposta domani, venerdì, lunedì, non si sa il governo. È sempre così. Senta, proprio nel parlare di sicurezza, com'è poi il resto qui? Il fatto più grave comunque è sempre della droga, lei è uno che sta lavorando proprio per cercare di farla Padova è una città sicura, senza ombra di dubbio. Lo testimoniano non solo le statistiche ma anche i fatti, ogni tanto capita qualcosa. Però Padova è una città tranquilla, sicura. Abbiamo il problema dello spazio, è vero, ma come tutte le città, che sia chiaro. C'è sempre, scusi, qualche esagitato come quello che ha preso a bastonate la ragazza davanti alla stazione, come quello che stanotte ha rotto per l'ennesima volta il vetro in centro, insomma, però sono casi isolati. Siamo una città importante sotto l'aspetto numerico, non solo come abitanti ma anche come affluenza, per conseguenza è impossibile che tutto vada bene, c'è sempre qualche problema. Però sono problemi in cui la polizia, i carabinieri, la
Finanza assieme alla polizia locale interviene molto rapidamente, per cui non c'è nessun problema. Paolo è una città sicurissima sotto tutti gli aspetti, lo testimoniano veramente gli ufficiali di polizia. Qualsiasi persona che da Padova viene trasferita in un altro posto o viceversa, che dicono i tuoi concittadini non si rendono conto quanto sicura sia Padova. Parliamo in generale, dopo c'è sempre il problema, c'è la strada con c'è lo spaccio, c'è quello che sfonda la vetrina, c'è l'intemperanza magari in stazione, tutto vero, però generalmente stiamo parlando di una città tranquilla e sicura e di questo sono contento. E grazie a tutte le forze dell'ordine, alla polizia locale, si deve fare tutti quanti assieme, perché l'unico modo per dare sicurezza al cittadino, che è un suo diritto ed è il nostro dovere far sì che sia portata sempre a termine la sicurezza, è collaborare tutti assieme. Tutti assieme vuol dire tutte le forze dell'ordine, polizia locale, istituzioni, solo così. Io Padova la trovo molto tranquilla, sia sotto l'aspetto sociale e sotto l'aspetto ecco, invece per quanto riguarda la droga, la sua lotta comincia ad avere dei risultati positivi? Noi stiamo aumentando. Una delle cose che stanno un risultato sono i cani antidroga. Ci vogliono 9-10 mesi per ogni cane, per ogni addestramento. Uno è già operativo, altri due sono in corso, arriveranno a breve. Ci vuole un po' di tempo perché bisogna formarli, devono essere scelti i cuccioli in maniera specifica, non è una cosa semplice, però questo è una cosa in cui portiamo via il prodotto ed è una cosa positiva. Purtroppo abbiamo letto anche statistiche in cui cominciano i ragazzini a 14-15 anni. Io penso che il primo argine a questa cosa sia la famiglia, che deve in continuazione stare attenta. Dopo anche le istituzioni devono darsi da fare, questo è sicuro, ma il primo argine è la famiglia che deve parlare con i ragazzi e fargli capire quanto pericoloso può essere questa cosa. Per cui ho letto che cominciano a 14-15 anni e 1 su 3 ammettono di aver usato droga. Veramente mi fa rabbrividire, forse un'età diversa da quella di oggi, però per me è una cosa veramente pericolosa. Certo, basterebbe solo che quelli che smerciano questa brutta roba, la definisco così, quando vengono presi rimanessero un po' di giorni in più qua in galera, insomma, allora naturalmente si eviterebbe lo smercio un po' più... Le normative attuali non sono in questo senso. No, perché siamo un paese garantito. Infatti sono lo stesso polizia, lo stesso carabinieri, finanza, magistratura, non sanno cosa fare. Certo. Senta, però ad ogni modo i primi risultati ci sono, insomma, mi sembra che ma noi stiamo lavorando molto, ad esempio davanti alla Cappella Scovegni, i giardini abbiamo organizzato. Uno dei modi è quello di organizzare eventi, attrazioni, dare vita ai buchi neri, ai buchi vuoti, bisogna riempirli con iniziative. Quando si riempiono con iniziative, momenti culturali, qualsiasi tipo, i spacciatori si spostano, non spariscono, questo è il problema, si spostano, noi facciamo i giardini all'arena, vanno su Pio, facciamo su Pio, vanno da un'altra parte. Certo. Questo è il problema di base, però noi non molliamo, la nostra attenzione e quella delle forze di polizia è totale. Telecamere sono tutte funzionanti? No, assolutamente, andiamo avanti gradualmente. Saranno funzionanti penso a aprile, maggio di quest'anno. Sono 900. Continuano ad andare avanti. Ovviamente non è il problema di installare la telecamera, che è facile, ci vuole la fibra, trovano i cantieri con problemi, non è facile, però aprile e maggio di quest'anno saranno 900 telecamere installate, praticamente tutta Padova è sotto controllo. Questo però, vi ricordo, non è un deterrente. Questo è perché nessuno riesce a guardare 900 telecamere ma questo vuol dire verificare... però se succede un fatto grave in un certo punto... Dopo. Ci sono anche delle logiche in cui l'operatore è avvisato se succede qualcosa, ma sono limitate. È da capire dopo cosa è successo, questo è importante. Mica poca roba. Certo, il fatto è già avvenuto. Però, Sindaco, se anche la telecamera inquadra una che uno vuole ammazzare, lo ammazza ugualmente, non è che c'è il tempo tecnico di poter intervenire. Ma anche chi spazza, qualsiasi cosa, l'incidente, sono tantissime cose. Si vede chi è stato. Infatti le forze dell'ordine sono, oltre le telecamere, ricordo che oltre la polizia locale, vedo, tutte quante le forze dell'ordine sono in diretta, per cui
anche loro. Certo. Senta, cambiando discorso, dovevo farla all'inizio questa domanda, cosa pensa delle votazioni in Emilia Romagna e la Calabria? Io sono sempre filo aziendale, come logica, e sono per una continuità delle cose. Io faccio fatica, io ricordo ancora, sono un civico, per cui non faccio il tifo per nessuno, io faccio il tifo per la mia città. Certi siti scrivono che lei è un democristiano anche. Me lo sono data io come definizione, me lo sono data io, e ai primi tempi l'ho detto in consiglio comunale, si sono guardati tutti inorriditi, però sono un democristiano nel senso che cerco di mediare le cose nell'interesse della città, a me interessa la mia città. È vero che delle volte, mi scusi se la interrompo, e delle volte passa anche per uno pur di mettere a posto le cose. Ho letto sul sito che lei passa delle volte così, tanto per sistemare le cose, si prende anche delle responsabilità che lei non ha. Fa parte del mio ruolo, io sono responsabile della città, non c'è niente da fare, io devo prendermi le responsabilità. Per me la logica è sempre quella della squadra di calcio. Le responsabile sono io nel bene e nel male, più che altro nel male, per cui io mi prendo sempre le mie responsabilità, perché qualsiasi cosa succeda nella città, nella squadra di calcio, in un'azienda. Non passa per martire. Ma che martiri, non sono un martire. No. Delle volte uno dice magari anzi, assolutamente. Io quando faccio una cosa mi prendo le mie responsabilità e la faccio. Se un assessore sbaglia piuttosto che un funzionario, mi arrangio io in termini privati con lui, ma alla fine la responsabilità il pubblico sono mia. E io difenderò sempre, non serve in questo caso ovviamente nei miei assessori per sombrare, ma qualsiasi cosa facciano io li difenderò sempre, perché la squadra per me è la cosa più importante che ci sia. E ritornando al discorso iniziale, però se sbagli non riesce che a mandarli via poi, però io posso fare quello che voglio, se lei fa la copia e incolla con il calcio. Proviamo a continuare con le domande, se no lei fa molta confusione. Faccio io le cose, non ci non ho fatto confusione. Passa da un argomento all'altro, ha fatto tre argomenti. Sì, è vero. Io sono per la stabilità, per cui sono contento che il governo continui di base, perché quando il governo cambia, io devo ricominciare da capo a fare le cose, avere l'interlocuzione con i nuovi ministri, l'interlocuzione con le segreterie, i vice ministri. Io sono per la continuità. Quando cambia un governo, vi garantisco che... dell'Emilia Romagna, però qui è l'ho chiesto sull'Emilia Romagna. Certamente, ma leggevo, perché io leggo il giornale, che se per caso l'Emilia Romagna vinceva il centrodestra c'era il rischio al governo. Per cui il rischio al governo, non apprezzo il rischio al governo, io sono civico, io apprezzo qualsiasi cosa, vado d'accordo con tutti. Anche se uno governa male? Il mio dovere è fare l'interesse della città, punto. Sì, no, ma lei ha detto nella continuità del ragionamento che ha fatto, sì. Se uno governa male, il popolo ha tutti i diritti di poterlo cambiare, quel governo. Non è che voti per popolo. No, dico, siccome il ragionamento ha detto a lei piace la continuità, se il governo ha governato bene. Io faccio l'interesse di Padova, per cui parlavo dell'Emilia. Il mio interesse è dialogare con tutte le forze politiche di qualsiasi colore siano, per il bene della città. Io non ho un passato politico, non ho una tessera politica, non devo rendere conto a nessuno. L'unico a cui devo rendere conto di quello che faccio, nel bene e nel male, è Padova, punto, i padovani. Punto. Non mi interessa. Io avevo aperto una parentesi, cosa ne pensa delle votazioni in Emilia, tutto qui? Io ho detto che apprezzo che abbia vinto il centro-sinistra perché c'è la continuità del governo, punto. Perfetto, allora era solo una domanda inerente a quello, indubbiamente poi so che lei interessa a Padova, che fa per il bene di Padova. Era una domanda perché in questi giorni, nemmeno un passato, in questi giorni proprio si è parlato sempre tra le non ho nemmeno un passato, una storia politica, per cui sono libero anche sotto certi aspetti condizionamenti. Cioè non mi ricordo cosa è successo 7 anni fa perché uno ha detto una cosa negativa. Io sto ragionando oggi, per domani, per dopodomani, cerco di fare cose al meglio, mi impegno. Dopo non è detto che ci riesca, che sia chiaro. No, certo, la mia era una domanda che però non riguardava il suo operato a Padova, ci mancherebbe, era una domanda visto che è d'attualità e tutti parlano di queste elezioni che dovevano cambiare, come ha detto lei, giustamente l'Italia, che Salvini ha fatto tutto quello che ha fatto, che poi ha perso, allora volevo sentire un parere. È chiaro che mi auguro che qualsiasi governo
faccia bene nell'interesse della nazione, mi auguro. È difficile, per cui trovo difficile fare il sindaco di Padova, deve essere molto difficile anche gestire l'Italia, perché siamo una popolazione eccezionale su tutti gli aspetti, molto strana tutti quanti, è incredibile come cambia l'elettorato tra una votazione e l'altra, e molte volte lo fanno proprio in funzione dei vantaggi che ha l'elettore, ovviamente. O anche dell'emotività del momento. Emotività, tante cose. Certo. Noi siamo un popolo straordinario con qualche piccolo problemino ogni tanto. Lei si ricandiderà? Non lo so, non ho la minima idea. L'unica cosa che non penso è proprio questa. Ho detto che dicerò il periodo di Natale prossimo. Perché mi racconta sempre bugie lei? No, non racconto mai bugie, sono tranquillo. Su questo argomento è... Mai. Non dico, bugie, però dopo, bugie non le dico mai, perché ho poca memoria e rischio poi di se dire, ne dimentica. per cui non dico mai le cose. Questo me lo dice sempre. No, visto che è passato più di metà del suo mandato, così Natale, se già in prospettiva sta guardando, valutando. Il prossimo Natale deciderò in funzione della mia a fine di quest'anno quindi decide, nel 2020. Un anno e mezzo prima, in funzione della mia famiglia, che è la cosa più importante, in funzione dell'azienda, in funzione di tante cose. E fino a questo momento non ha mai preso in considerazione di fare un pensierino? Assolutamente, ho detto sempre ci penserò e continuo a lavorare in questa maniera. Mamma mia, vabbè, andiamo in pubblicità, a tra poco.